vede molto bene l'ambiente riscaldato dall'aria che circolava di sotto del pavimento. Il pavimento infatti è rialzato su queste colonnine e si vede anche molto bene il fatto che il pavimento non aderiva direttamente alle pareti, ma c'era un sistema per far circolare l'aria calda anche lungo le pareti. Si usavano delle tegole particolari, delle tegole mammate che servivano proprio a far circolare l'aria. Accanto al Calidarium abbiamo invece altri ambienti sempre annessi a questo piccolo impianto termale privato, una sauna, questo primo ambiente con pianta circolare, con il solco che serviva a sorreggere il sedile appunto per usufruire di questo bagno appunto termale, e accanto un piccolo spogliatoio. È molto interessante il dettaglio della pavimentazione della soglia tra gli ambienti con un mosaico a tessere bianche e nere in diagonale. Il dato interessante è il fatto che questa soglia non è orizzontale ma è leggermente arcuata e serviva a detergere il sudore della pianta del piede quando si passava dalla sauna al bagno caldo vero e proprio.